tempi più antichi l'area attorno al Sile ha sempre rappresentato un luogo di passaggio, favorita dal fiume Sile, via di comunicazione. Ed è qui, nella terra di Silea, tra natura, pesca, tradizioni ed enogastronomia, che passa il nuovo viaggio di Itinerari. Ci troviamo a Silea Centro. Era il 1567 quando qui insisteva già un piccolo capitello dedicato alla Madonna della Salute. Il nostro viaggio inizia così. Venite, passiamo di qua. Qui è stretto ma è bellissimo. Vieni, Manuel. Eccolo qua, il capitello della Madonna della Salute. È un'emozione anche toccarla. Qui si festeggia il 21 novembre di ogni anno. Ci racconterà la storia di questa piccola chiesa Enza Carbonere. Buongiorno. Buongiorno. Enza. Allora, questa meraviglia, questo piccolo affresco della cui esistenza ancora nel 1567 si ha testimonianza, è importantissimo tutt'oggi per la comunità. Processioni, messe, testimonianze dei fedeli attraverso i tempi. Venivano già all'epoca a fare i contadini le processioni per i buoni raccolti, per augurarsi buoni raccolti. Successivamente troviamo sempre dalla documentazione di archivio che nel Settecento il nobilomo barbaro, che possedeva una villa qui a Silea lungo il Sile, fa costruire su questo piccolo sacello questa chiesa, l'attuale chiesa, che però viene rivolta verso l'altra chiesa di Silea. La devozione della comunità è grandissima. Il 21 novembre ancora oggi vediamo centinaia di persone che vengono anche dagli altri paesi. In questa chiesa, in virtù di tanta Vergine, viene concessa anche l'indulgenza plenaria. Sì, che viene concessa se dopo aver partecipato alla messa, aver fatto l'Eucarestia, aver detto tutte le preghiere dedicate squisitamente e essersi iscritti anche alla confraternita. Proprio per l'importanza religiosa del sacello, l'amministrazione comunale ha pensato di dedicare un nuovo spazio. Ne parliamo con l'architetto Martina Romano. Buongiorno architetto. Buongiorno Ida. L'intervento di progettazione architettonica urbana voluto dall'amministrazione è nato con lo scopo di garantire una giusta sacralità a quella che è l'attuale conformazione della chiesa in stile neoclassico. Il Comune ha voluto fortemente questo progetto proprio perché si inseriva all'interno di una progettazione che riguardava non solo la viabilità con la realizzazione di una rotatoria che fungesse da traffic calming, ma anche per la valorizzazione del contesto storico, sacrale del luogo, attraverso la realizzazione di questa piazza che prima era intrappolata da un trivio. Architetto, particolare attenzione è stata data in materiale per la costruzione di quest'opera. Esattamente, materiali che mirano molto alla sostenibilità ambientale e con un basso impatto di CO2, in quanto sono stati scelti degli inerti locali e gettati in opera per questa pavimentazione architettonica. Grazie architetto. Grazie, a presto Ida. Ci troviamo al Museo della Pesca di Silea e ci aspetta Tommaso Cappuccio. Buongiorno Tommaso. Buongiorno. Cosa troviamo in questo bellissimo museo? Allora, troviamo in sostanza un po' di attrezzature vecchie, quindi la cultura della pesca in generale, divisa in fasi, come era una volta, come in questo periodo, e quella che sarà poi il futuro
che è la pesca no kill. Il museo è aperto anche alle scolaresche, ma cos'è che piace di più ai ragazzi quando arrivano qua? Da cosa sono più attratti? Allora, le scolaresche, soprattutto noi organizziamo anche dei corsi proprio per i bambini, per le scolaresche, e sono attratti tantissimo dai pesci, perché vedono comunque un qualcosa che normalmente non vedono nel fiume, anche per le condizioni stesse della morfologia del fiume, che qui possono vedere e a volte anche toccare con mano. A chi è consigliato e dedicato questo museo? Allora, è consigliato a tutti, scolaresche, anche gruppi di anziani, gruppi di motociclisti, appassionati della pesca, tutti quanti. Orari? E gli orari si possono trovare sul nostro sito, che è www.fipsastv.it. C'è proprio una pagina dedicata al museo con gli orari d'apertura, comunque il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Grazie Tommaso. Grazie a voi. E naturalmente il nostro viaggio continua tra Fiumesile e pesca. I valori dell'economia sono legati ai valori della comunità. Ne parliamo con Giacomo Panzanelli. Ciao Giacomo. Buongiorno Ida, benvenuta. Da sempre voi legati alla storicità e alla comunità. Sì, Gobbo Malvina è un'azienda, un'attività che è nata nel 1968, quindi ancora qui quando c'erano campi e c'era agricoltura. Sempre pronti e disponibili a servire il cliente, ad aiutare la comunità, è stato il nostro filo conduttore e la parte fondante che ha tramandato i miei nonni ai miei genitori e poi successivamente a me. Sono la terza generazione in azienda, una cosa impressionante, soprattutto in questo settore. E per quale motivo è stato il filo conduttore? Perché offriamo un servizio a tutte le persone di qualsiasi tipo, dalla vendita di materiali edili o per esempio durante il Covid siamo riusciti a soddisfare la richiesta delle piantine per fare l'orto a casa, perché durante il Covid la gente quello poteva fare e quindi aiutavamo a fare questo. Fino anche ai servizi come per i buoni per la mensa, pagare le bollette, che permettono alle persone anche più anziane o più fragili di poter venire dal paese fino a qui senza dover andare o a Treviso oppure a Silea Centro. E noi, io, mia madre o comunque i titolari che sono mia zia e l'altro mio zio che segue l'altra serie che abbiamo a Meolo, si occupano anche, sono fondatori e si occupano anche di Terre d'Acqua. Ma che cos'è Terre d'Acqua? Terre d'Acqua è un'associazione che raggruppa tutte le attività del territorio di Silea e unendosi, ovviamente uniti si è più forti, riescono a portare questi valori fondanti che ho parlato prima della nostra attività nel territorio e quindi renderli univoci e permettono alle persone di conoscere le potenzialità della nostra terra, che alla fine tanti non le conoscono e questo permette alla comunità o alle persone che vengono fuori di ammirare le bellezze che Silea può offrire anche a un turista, per esempio, che uno dice Silea cosa può offrire? Può offrire molto a un turista che viene da fuori, che viene anche dall'estero. Questa è Terre d'Acqua, un'opportunità. Storia e paesaggio si fondono al Porticciolo sul Sile, dove ci aspetta il sindaco Rossella Cendron. Buongiorno sindaco. Benvenuta Ida. Grazie, ma quanto bello è il Sile e la sua Silea. Assolutamente un paesaggio unico, paesaggio fluviale che si intreccia con la nostra storia. Dove ci troviamo qui? Qui siamo nel Porticciolo di Cendon, lungo l'Alzaia di Cendon, dove passa il fiume Sile e dove c'è il nostro passo a barca. E abbiamo deciso come amministrazione di ripristinarlo nel 2011, dopo che negli anni 70 il servizio era stato tolto proprio perché non veniva più utilizzato, ma abbiamo pensato proprio di ripristinarlo con una finalità diversa, quella turistica e cicloturistica. Il nostro passo a barche è una chiatta elettrica completamente sostenibile, quindi che collega la mobilità lenta, perché abbiamo qui di fronte la Greenway sul Sile e ci possiamo collegare alla ciclovia dell'Amicizia e alla Claudia Augusta, la strada storica della Claudia Augusta, appunto in totale sostenibilità. Quindi ospitiamo nel weekend
grazie al passaggio con questa chiatta elettrica, centinaia e centinaia di turisti, cicloturisti, curiosi. Ma la nostra barca ci sta aspettando molto velocemente, è in partenza. Da sempre il Sile è via di commercio e ne parliamo con Rosario Cardillo, manager del distretto di commercio. Buongiorno Rosario. Buongiorno Ida. Il distretto del commercio è uno strumento ideato dalla Regione del Veneto che è stato colto immediatamente dal comune di Silea, uno dei primi distretti istituiti nella regione. È uno strumento che favorisce i soggetti locali che vogliano insieme entrare nel circolo virtuoso dell'economia locale nella stessa fase storica, in modo da massimizzare i risultati sulla valorizzazione del territorio. Visto che siamo su un fiume, potremmo dire che il distretto coglie da tutte le sorgenti i valori, le risorse, per farle confluire nello stesso fiume. Ed eccolo Marco, ciao Marco. Buongiorno signori, buongiorno. Cosa ci farai assaporare in questa Allora, splendida e calda giornata di sole in riva al Sile? Oggi abbiamo un'ottima matriciana, Sì? ok, per questa sera. Poi io vedo un piattino con qualcosa di E qui abbiamo stagione, una pasta interessante. ovviamente siamo in stagione degli asparagi e quindi abbiamo una pasta fatta con la crema di asparagi e un po' di pancetta, anche bacon. Abbiamo aggiunto anche dei piatti di cucina, tipo uno spaghettino con le vongole, tipo uno spaghettino con gli scampi, chiamata la bugera. Abbiamo dei tagliolini a nero di seppia con le mazzancolle e le zucchine e insomma non può mancare la frittura che facciamo spesso e anche molto buona. Con il Sile abbiamo aperto e con il Sile chiudiamo, sì, perché in questo territorio la pesca è una vera e propria cultura e risorsa. Una risorsa sportiva e popolare, vero Francesco? Certamente, ciao Ida. Una canna da pesca, il nostro simbolo se vuoi, qua noi siamo specializzati nella pesca sportiva. Che leggera! Tutto ciò che serve per la pesca sportiva e non solo, abbiamo anche altre cose per la caccia e anche per il tempo libero, ma diciamo come puoi vedere principalmente pesca sportiva. Che sport è la pesca sportiva? Le emozioni che può dare? Grandissima. Il fatto di essere in continuo contatto con l'ambiente è una cosa fantastica. Tra l'altro noi siamo propositori anche del catch and release, cioè la pesca e il rilascio delle specie, per cui cerchiamo anche di proteggere tutto quello che è il nostro patrimonio. Anche questo grande negozio è un'attività storica. Certamente che sì, è un'attività che è nata nel 1987, per cui abbiamo più di 35 anni di storia nel territorio e da più di 35 anni serviamo tutti quanti gli appassionati di pesca e non solo. Ma non solo li servite, abbiamo capito che li curate, li consigliate. Assolutamente sì, tutto il nostro personale è personale che pesca, ok? Per cui trasmette la propria passione agli appassionati. Tu sei anche presidente di Terre d'Acqua. Sì, assolutamente, sono presidente dell'associazione Silea Terre d'Acqua, un'associazione di promozione territoriale che vuole fare il contenitore e la promozione del tessuto territoriale di Silea. Lasciamo Silea e il suo territorio, tra terra ed acqua. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Buona serata.